donne, è sempre stata molto affascinata. Però visitando e scoprendo Iglesias, Gonnesa come in questo caso, ho scoperto questa ricchezza invece nelle stoffe che venivano utilizzate per la confezione delle gonne. Stoffe chiaramente dalle più semplici in cotonina, ma comunque stampate, che quindi potevano in qualche modo raccontare anche un po' il gusto femminile, ai broccati e alle sete invece più preziose, e di colorazioni veramente di ampissima gamma. Quindi le donne sarde amavano il colore e abbinavano con gusto anche i loro copricapo, i loro grembiuli alle loro gonne, e non avevano paura di mostrarsi anche in questa loro vanità molto Si può dire evidente. che comunque c'è un abbigliamento decisamente rispetto a Quarto, cioè decisamente più sobrio, no?